Da una parte chi è ormai alle ultimissime chiamate per raddrizzare la stagione o per ottenere quantomeno il primo successo in Serie A, dall'altra chi vuole invece tornare alla vittoria e allontanarsi in modo decisivo dalla zona calda di classifica. Amiche ed amici di Futsal TV, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala AGSM AIM di Verona. È la 23esima giornata, l'ottava di ritorno della Serie A New Energy. È Olimpia Verona Active Network, i giallo-blu di Luca Castagna stanno alternando da diverse settimane buone prestazioni a rovinose cadute, ma ciò che continua a mancare sono i punti, con la formazione scaligera sempre ancorata a quota 1 in classifica. Gli arancionieri di Massimiliano Monsignori sono invece al momento in zona franca, 4 punti sopra la zona playout, ma vogliono sfruttare l'occasione odierna per riavvicinare la zona playoff e soprattutto per tornare a muovere la classifica dopo 2 KO e in generale dopo un girone di ritorno che, al di là dell'onorevole parentesi di Coppa Italia, li ha visti rimediare per il momento 5 sconfitte in 7 uscite. Andiamo subito alla lettura dei roster a disposizione dei due tecnici delle due formazioni. Da una parte appunto l'Olimpia Verona di Luca Castagna con in rigoroso ordine numerico 2 Magrone, 3 Fiore, 6 Portinari, 8 Nardi, 9 Claro, 10 Luca Ian, 11 William Roccia, 16 Jorge Santos, 17 Giannattasio, 19 Ugas, 22 Mazzoni, 89 Portuga. Assenti Kaikelemesh per infortunio e Fior, anch'egli infortunato. Per l'Active Network invece di Massimiliano Monsignori, che oggi deve rinunciare allo squalificato Itomeia, 1 Braconcini, 5 Davì, 7 Romano, 8 Leppadatu, 10 Curri, 11 Berti, 12 Scigliano, 14 Caverzano, 15 Poletto, 17 Igor, 20 Ciago Perez, 23 La Medica, 31 Massafra, 77 Frigerio. La terna arbitrale quest'oggi presente al Pala AGSM AIM, il primo arbitro Daniele Biondo di Varese, il secondo Mario Certa della sezione di Marsala, al crono Davide Plutino, sezione AIA di Reggio Emilia. È tutto pronto dunque per il match valevole, diciamo, per la 23esima ottava di ritorno della Serie A New Energy 23-24. Da una parte l'Olimpia Verona ultima un punto, dall'altra l'Active Network 12esima a 26. Attaccherà da sinistra a destra l'Active Network nel primo tempo con la casacca di trasferta con un bianco preponderante e dettagli arancio-neri, appunto i colori sociali della società del presidente, o meglio factotum, Marco Valenti. Dall'altra parte attaccherà da destra a sinistra con maglia blu, completo blu e dettagli gialli, l'Olimpia Verona di Luca Castagna, alla ricerca ancora della prima vittoria in campionato, della prima vittoria della propria storia, della storia della propria società in Serie A, dopo il primo e unico punto conquistato non qui ma al Pala Le Grazie contro il Camedosson lo scorso 23 dicembre. È tutto pronto, anzi è iniziato il match, subito il primo possesso della squadra di Monsignori con il pallone giocato da Igor, che osserva il movimento dei compagni, scambia velocemente con Caverzan, il pallone poi smistato per Lepadato con la suola verso Caverzan, il movimento cercato da Curri e il passaggio, anzi era Poletto, il passaggio che stava per favorire l'inserimento e l'intercetto da parte di Portinari. Ancora in possesso la squadra ospite con il movimento cercato nuovamente da Poletto, spalla alla porta il numero 15, all'indietro poi per Igor che gioca in banda verso il numero 14, appunto Marco Caverzan. Il pallone poi giocato all'interno del campo nuovamente per il tentativo di inserimento di Poletto, Fabio José Poletto, palla troppo lunga controllata poi da William Roccia, in fallo laterale in favore dell'Olimpia Verona. Il lancio lungo di Luca Ian mette giù bene il pallone Portinari, che poi gioca all'indietro nuovamente per il capitano, la bestia paulista. Ancora lo scambio tra Portinari e Luca Ian che cerca poi lo scavetto verso nuovamente il numero 6, classe 2003, palla che si perde nelle retrovie, diciamo nella parte difensiva, nella zona difensiva l'Active Network della formazione viterbese. Ancora Igor che cerca lo scambio con Poletto, spalla alla porta il numero 15, all'indietro nuovamente per Caverzan, scambia ancora la palla centralmente, attenzione a Poletto, belle manovre in questo avvio di gara, c'è stato il tentativo di imbucata, la verticalizzazione riuscita da parte di Leppadatu per Poletto, che aveva raggiunto il pallone, non era poi riuscito però a coordinarsi e a trovare meglio lo spazio giusto per andare alla conclusione verso la porta di Mazzoni, che ora restituisce il pallone per la rimessa laterale in favore dell'Active Network, che sta giocando bene in questo avvio di gara. Sono passati poco meno di 90 secondi sul cronometro, le Pala GSM AIM sempre 0-0, sempre punteggio di partenza ancora non sbloccato tra Olimpia Verona e Active Network, due neopromosse. L'Olimpia Verona promossa sul campo dopo aver vinto il girone A della Serie 2 lo scorso anno, Active Network invece che arrivò quinta nel girone B di Serie 2, sconfitta poi in finale playoff ai rigori
a Salso Maggiore Terme lo scorso 2 giugno nelle finals del Futsal Finals ai rigori della Pirossigeno Cosenza. Poi però in estate assieme al Savia Testa Mantova, attenzione nel frattempo al primo tentativo, il primo tiro verso le porta da parte dell'Active Network con Igor Fernando Dos Santos, il tentativo del classe 94, ex Real San Giuseppe, palla però che si perde lontana dai pali della porta di difesa da Mazzoni, che sembrava tra l'altro in controllo. Il bel lancio di Lucayan verso Juan Ignacio Claro, anticipato da Caverzan, che poi va all'indietro da Thiago Perez, che mette il pallone di prima intenzione verso gli spalti del pala GSM Heim, dicevamo poi appunto dell'Active Network, ripescata assieme a Savia Testa Mantova al posto di Real San Giuseppe e Pescara, che non hanno effettuato l'iscrizione al campionato appunto di Serie A New Energy. 23-24, torniamo in cronaca con il pallone giocato da Mazzoni. Bella la giocata di Portinari con l'esterno verso Juan Ignacio Claro, che smista sulla sinistra per William Roccia. William Roccia cerca il movimento sempre di Portinari dalla parte opposta del campo, cercava di tagliare ad arrivare sul secondo palo il giovane classe 2003 Juan Ignacio Claro, ecco l'ex di Ferdange, tra le altre, ex anche tra le altre Active Network, tra le sue esperienze italiane. Il lancio poi di Mazzoni verso Lucayan, che controlla bene con il petto, poi trova una mezza rovesciata davvero spettacolare, un po' svirgolata, però rimasto un po' in canna il colpo a Lucayan. Attenzione poi a Poletto, che poi si scontra con Mazzoni dopo il contatto con William Roccia, che gli ha messo il pallone in calcio d'angolo dunque in favore dell'Active Network. Bellissimo prima il tentativo spettacolare in semirovesciata da parte di Lucayan, un tentativo sbucciato, rimasto un po' a metà, ma stava quasi per sorprendere Thiago Perez, che ha dovuto comunque intervenire, smanacciare in qualche modo, poi controllare il pallone. Dall'altra parte Poletto, anticipato invece provvidenzialmente da William Roccia, era in posizione defilata il numero 15. Nel frattempo errore in disimpegno da parte di William Roccia, appunto, che sbaglia il passaggio verso Lucayan, rimessa laterale già battuta e già persa nuovamente la palla dall'Active Network. Il tentativo di giocata personale solitaria da parte di Jorge Santos, e nel frattempo una fase un po' convulsa della gara, un po' disordinata, con il tentativo di pressing di Lucayan assieme a Jorge Santos, saltato secco proprio da V, e c'è il primo fallo del primo tempo, commesso da William Roccia ai danni di Fabio Poletto. Calcio di punizione dunque, primo intervento arbitrale di questa gara, primo quindi fallo. 1-0 il conto per l'Olimpia Verona, 0-0 il punteggio che conta. Il fallo fischiato dal secondo arbitro Mario Certa della sezione di Marsala. Calcio di punizione dunque in favore dell'Active Network, con Poletto sul punto di battuta. In barriera Mazzoni sistema Lucayan Battista, la rincorsa del numero 15, lo scorso anno 25 reti per lui con la maglia arancionera. Parte proprio lui, lascia poi a Lepadatu, che smista verso Caverzan. Il tentativo del numero 14, completamente mancata la deviazione, il tiro al volo. Era riuscito bene lo schema perché aveva spazio Poletto, che però ha preferito, anzi Caverzan scusate, che ha preferito però andare alla conclusione diretta senza aggiustarsi il pallone. Dunque sul bel assist e la bella giocata laterale da parte di Lepadatu, è entrato nel frattempo in campo anche Fabiano d'Oliveira Barreto Portuga, segno nell'infrasettimanale martedì contro l'Olympus Roma, nel gol che aveva aperto le danze. Poi 6-4 per la capolista incontrastata del campionato. Olympus Roma in vantaggio anche in questo momento, anche nel big match di giornata, è cominciato alle ore 16 contro il Napoli Futsal di Fulvio Colini. La giocata con l'esterno da parte di Jorge Santos verso Portuga, che perde il pallone inizialmente, poi Igor Fernando Dos Santos che lo fa carambolare addosso a Poletto. Rimessa laterale lunganza a Caverzan, rimessa laterale in favore della squadra di casa, della squadra di Luca Castagna. È entrato nel frattempo sul parquet anche Giuseppe Curri, prima presenza diciamo di oggi sul parquet del Pala GSM Heim, per lui che è il secondo miglior marcatore, al pari di Riccardo Berti Lorenzi con 10 reti alle spalle del solo Oitomeia. Wellington Bonfim de Sousa Oitomeia oggi assente per squalifica per la 10ª ammonizione rimediata nel match di martedì perso al Pala Orte per 6-1 contro l'Eco City Genzano. Il lancio cercato da Jorge Santos verso la corsa, premiare lo scatto in profondità da parte di William Roccia, in anticipo su di lui secco
l'immediato marcatore. Si trattava di Giacomo Lamedica, a segno nella gara d'andata nel 7-1 dello scorso 18 novembre alla palestra comunale di Orta. Il lancio lungo verso Curri, che controlla bene, cerca poi con l'esterno mancino di indirizzare verso il cuore dell'area. Bravo in ripiegamento difensivo a mettere in calcio d'angolo William Roccia, e la palla poi battuta, il corner battuto proprio da Curri. Davi allarga per Lamedica, Giacomo Lamedica, che cerca di mettere dentro nuovamente verso Riccardo Berti. È entrato anche l'ex, tra le altre, nuovo Comauto Pistoia, ultima esperienza lo scorso anno, 18 reti in Serie A, in squadra tra l'altro con Jacopo Ugas, giocatore dell'Olimpia Verona, che è pronto ad entrare in campo anche per lui. Primi secondi della gara, subentra a William Roccia. Jacopo Ugas, che lo scorso anno invece realizzò 7 reti nella sua esperienza in Serie A proprio con la maglia della formazione toscana della nuova Comauto Pistoia, poi retrocessa. Jorge Santos batte la rimessa laterale, allarga da destra a sinistra totalmente il fronte del gioco verso Portuga, che poi invece cerca il pallone lungo linea, lungo la banda di sinistra del fronte offensivo giallo-blu. Un pallone non controllato però proprio da Jacopo Ugas. Siamo entrati nel secondo quarto, diciamo nel sesto minuto, da pochi secondi qui al Pala AGS Heim, diciamo il secondo quarto del primo tempo. 0-0 tra Olimpia Verona e Active Network, ancora poche emozioni, poche occasioni da segnalare. La principale, si fa per dire, un tentativo con il destro da parte di Igor Fernando dos Santos, che si è perso fuori dallo specchio della porta, difesa da Alessandro Mazzoni, che controllava senza problemi la traiettoria del tiro. Lamedica cerca di destreggiarsi all'interno del cerchio di centrocampo, la palla poi verso Curri, che cerca anche lui di impugnarsi. C'è l'intervento difensivo di Portuga, che non commette fallo. Jorge Santos però sbaglia in disimpegno. Ancora Berti Lorenzi, che cerca poi il diagonale con il mancino. Ha respinto la conclusione Juan Ignacio Claro, dicevamo per lui che è uno degli ultimi arrivati, lui assieme a Emanuele Fiore nella sessione di gennaio di mercato. Juan Ignacio Claro, per lui, tra le esperienze italiane, vestite le maglie di Arzignano, Civitella, Bernalda e appunto Active Network, e poi l'ultima esperienza con i lussemburghesi del Differdange. Il pallone battuto da Igor, che trova il gol del vantaggio. Grande conclusione da fuori da parte del giocatore, anzi era Davi, scusate, Davi, che dunque trova Trindagi Zemuner. Davi trova il gol che porta in vantaggio l'Active Network. Per lui si tratta del quinto gol stagionale, e quindi al sesto minuto di gioco è in vantaggio la formazione di Massimiliano Monsignori. Un gran destro da fuori di Davi, che non ha lasciato scampo a Alessandro Mazzoni, si è infilato alle sue spalle, quindi ha portato in vantaggio l'Active Network. Vantaggio esterno dunque per l'Active Network sul Olimpia Verona. Al sesto minuto la rete di Trindagi Zemuner. Davi improvviso sugli sviluppi di una rimessa laterale, battuta all'indietro proprio per la corrente capitano arancionero, classe 84, espertissimo giocatore, ex Pescara, Real Rieti e Napoli tra le altre, all'Active Network dal 2021. Lo scorso anno 14 reti nella stagione vissuta in cadetteria della società viterbese. Splendida conclusione da fuori per quella che è stata la prima conclusione all'interno dello specchio di porta. Eccezione fatta per la semi rovesciata, la sforbiciata da parte di Luccaiani in precedenza. Nel frattempo anche il tentativo di Riccardo Berti in diagonale con il destro, che si stampa sulla base del palo. A Mazzoni immobile e impossibilitato ad intervenire, davvero fuori causa Alessandro Mazzoni. Grande conclusione a rasoterra, velenosissima da parte di Riccardo Berti Lorenzi, conclusione che si stampa però sulla base del palo. Grande occasione per raddoppiare immediatamente dopo nemmeno un minuto di gioco, dopo aver ottenuto il vantaggio per l'Active Network. Un po' in difficoltà l'Olimpia Verona, che non è riuscita ancora a rendersi davvero pericolosa dalle parti di Thiago Perez, a mettere in difficoltà l'Active Network, e ha subito al sesto minuto la rete del vantaggio esterno, del vantaggio ospite da parte di Davi. Romano cerca di sgusciare via, ha capito tutto e ha intercettato Ugas, che recupera palla, cerca l'inserimento Jacopo Ugas, un tentativo con il destro da fuori, ignorando Dario Raffaele Giannattasio alla sua destra.
guadagna comunque una rimessa laterale il giocatore sardo, nativo di Cagliari. Rimessa laterale di cui si incarica Portuga. All'indietro proprio per Ugas, si mette in moto il numero 19 che calcia poi da fuori il primo tiro in porta da parte dell'Olimpia Verona, il primo vero tiro in porta. Ha disinnescato la conclusione del 19 il portiere con la maglia numero 20, Thiago Perez, classe 90, ex Prato, Meta Catania e Sandra Batavellino. Rimessa laterale dunque in favore dell'Olimpia Verona, all'indietro per Lucayan che controlla la palla, la protegge dalla pressione di Igor, palla poi spalla alla porta per Portuga che cerca di destreggiarsi, non riesce però ad andarsene, con la buona guardia da parte di Riccardo Berti che tocca con la punta il pallone in fallo laterale sulla banda di destra, fronte offensivo giallo-blu. 12 minuti e 47 secondi all'intervallo. Portuga cerca prima di fintare il tiro per andare poi da Lucayan all'interno dell'area. Nuovamente rimessa laterale dallo stesso punto di battuta, ancora la stessa soluzione con Giannattasio indietro per Portuga, l'imbucata per Lucayan, recupera palla Ugas, molto bene, ancora Ugas che cerca al centro dell'area Lucayan e poi Giannattasio che lotta con Romano, lo trattiene per la maglia, commette fallo, è il secondo del primo tempo, il secondo dell'Olimpia Verona, ancora a 0. L'Active Network si lamenta un po', Andrea Romano, classe 95, l'ex Rearietti, Colormax Pescara, Prato, all'Active Network dal 2021, lo scorso anno per lui 9 reti, con la maglia arancio-nera. Igor allarga per la Medica che cerca il movimento dei compagni, all'indietro da Romano, poi ancora Igor, Fernando Dos Santos, Berti, si destreggia bene, finta il passaggio poi verso la Medica che cerca di restituirgli il pallone sulla corsa con un rapido dai e vai. Si è alzato su di lui in pressione però William Roccia, vincente a concedere quantomeno solo la rimessa laterale, a stoppare sul nascere il tentativo di servizio da parte di la Medica verso Berti. Romano ancora verso la Medica, lo trattona per un attimo Roccia che poi va a commettere fallo anche su Andrea Romano. Viene fiscato il fallo, è il terzo fiscato da William Roccia che va a chiedere scusa a Giacomo La Medica, classe 87, lui che è all'Active Network dal 2019 con stagioni contrassegnate da moltissimi gol, a parte la scorsa solo uno, ma una stagione contrassegnata e influenzata da un infortunio che ne ha limitato l'impiego durante la stagione. Attenzione ora all'anticipo di Jorge Santos, trattenuto questa volta da George Lepadatu, si lamenta verso Mario Certa Jorge Santos chiedendo il cartellino giallo da estrarre all'indirizzo del numero 8 nero-arancio. C'è anche qualche scaramuccia tra le due panchine con il direttore generale giallo-blu Mirko Renier, particolarmente nervoso e richiamato anche in questo momento da Daniele Biondo di Varese. È il primo fallo dell'Active Network nel corso di questo primo tempo, nel corso dunque di questo match del Pala AGS Heim, match che vede in vantaggio l'Active Network dal 6° minuto per la rete di Trindagi Zemuner Davi. William Roccia, Jorge Santos gioca verso Lucayan, spalle alla porta, cerca di controllare il movimento dei compagni, va poi da William Roccia, attenzione ancora Lucayan, traversa clamorosa, palla ancora lì Roccia e questa volta si supera Thiago Perez, doppia occasione nello spazio di pochissimi secondi per l'Olimpia Verona, scambio nello stretto tra Lucayan Baptista e William Roccia, il pallone vagante dopo una deviazione, dopo un rimpallo che favorisce ancora Lucayan col mancino forte, potente sulla traversa, sulla respinta poi sul rimpallo William Roccia a respingere con i piedi, grande intervento Thiago Perez e poi Igor che va in pressione vincente su Lucayan che protesta ancora all'indirizzo di Mario Certa, secondo arbitro oggi William Roccia, vicino dunque al pari con la migliore occasione di questo suo primo tempo l'Olimpia Verona e per il frattempo il fallo da parte di Igor su Lucayan. Ci sono proteste da una parte e dall'altra, proteste di entrambe le squadre sul parquet, di entrambe le panchine, chiedevano il fallo
a loro favore i giocatori viterbesi, chiedevano invece il giallo per il centrale difensivo brasiliano, per Igor Fernando dos Santos i giallo-blu. Nessuna delle due, semplicemente fallo semplice, diciamo, in favore dell'Olimpia Verona, da una posizione però davvero invitante quando siamo entrati da un secondo nel 10° minuto del primo tempo, sempre 0-1, sempre vantaggio Active Network, ma importante occasione in favore dell'Olimpia Verona, in favore di Jorge Santos Rodriguez, che andrà ad incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione concesso per il fallo di Igor Fernando dos Santos su Luca Ian Battista. Parte Jorge Santos, centrale, ha respinto senza troppi problemi Thiago Perez, dall'altro portiere Mazzoni, lancio lungo, troppo lungo per Portuga, e pallone che si perde direttamente tra le braccia dell'altro estremo difensore di Thiago Perez, che è intervenuto dunque pochi secondi fa sul calcio di punizione, della verità telefonato, non troppo pericoloso, centrale anche a mezza altezza da parte di Jorge Santos Rodriguez, l'ex Fortitudo Pomezia, che ci ha provato dunque per la prima volta nel suo match. È alzato, è migliorato il ritmo dell'Olimpia Verona in questa fase della gara. Il tentativo di incursione da parte di Jorge Santos, ripartenza da parte invece dell'Active Network con la medica, anzi Davi, che scambia velocemente con Curri. Palla poi verso Igor Fernando dos Santos in verticale da Poletto, che si destreggia, riesce inizialmente ad andarsene. L'ultimo tocco poi è proprio di Poletto, che si lamenta un po' all'indirizzo di Biondo, che indica invece come il pallone sia per l'Olimpia Verona. Il controllo da parte di Jorge Santos, il miracolo di Thiago Perez. C'era stato l'errato, difettoso controllo da parte di Igor Fernando dos Santos in anticipo, nettamente sullo spagnolo, sul lancio di Luca Ian, però appunto sull'errore in disimpegno nel controllo da parte di Igor aveva nuovamente recuperato il pallone Jorge Santos. Bel mancino verso il primo palo, a cogliere quasi in controtempo Thiago Perez, davvero prodigioso a toccare con la mano destra e a mettere in corner. Altra occasione per l'Olimpia Verona, che si sta facendo preferire in questi ultimi scampoli di gara, soprattutto dopo aver subito la rete del gol, la rete dello svantaggio realizzata da Davi. Nel frattempo c'è il primo time out, la prima sospensione tecnica chiamata da una delle due panchine, chiamata nello specifico da Luca Castagna, probabilmente soddisfatto per gli ultimi minuti dei suoi giocatori, ma intenzionato comunque a richiamarli un attimo, a dar loro le direttive per questi ultimi 9 minuti e 51 secondi di primo tempo. Ripetiamo, Active Network in vantaggio sull'Olimpia Verona per effetto della rete nel corso del 6° minuto di gioco da parte di Davi. Trindagi Zemuner Davi, 6° minuto, esattamente al 5:44 del primo tempo. Il classe 84, dicevamo, espertissimo centrale difensivo brasiliano, lo scorso anno 14 reti con la maglia nero-arancio della società viterbese, ex tra le altre Pescara, Rieti e Napoli, appunto nel Lazio a Viterbo dal 2021. Questa 23esima giornata, l'ottava di ritorno, ha preso il via ieri con 3 anticipi, le vittorie casalinghe 4-2 dello Sporting Sala Consilina sull'Ital Service Pesaro e 6-4 dell'L84 sul Savia Testa Mantova. Esterna invece l'affermazione della Meta Catania sul Sandro Abate Avellino, 4-2 oggi, oltre al match delle 17 tra Olimpia Verona e Active Network. Allo stesso orario alle 17 anche Ciampino Fortitudo Pomezia, risultato al momento di 2-0 in favore della Fortitudo Pomezia, vantaggio esterno. Alle 16 invece Roma Napoli Futsal, con la formazione di Daniele Dorto in vantaggio 5-3. 5-3 dunque per la capolista sul Napoli di Fulvio Colini. Alle 18 poi Piero Ossigeno Cosenza Feldieboli. Domani alle 18:15 a chiudere il quadro Eco City Genzano Came Dosson, con diretta su Sky Sport direttamente appunto dal Pala Cesaroni di Genzano. Rientrate sul parquet e già ripartite le due squadre, con il lancio cercato da Romano verso Igor Fernando dos Santos, palla troppo lunga, raccolta senza patemi, senza alcun grattacapo da parte di Alessandro Mazzoni. Cerca poi il controllo non facile Juan Ignacio Claro sul passaggio abbastanza difficile da controllare da parte di Jorge Santos. Il tentativo poi da fuori proprio di Igor con il mancino senza problemi. Mazzoni che va a controllare con lo sguardo, ad osservare con lo sguardo il pallone uscire, sfilare sul fondo. Il lancio poi di Jorge Santos in una zona dove non ci sono compagni, dove non ci sono giocatori con la maglia blu e i dettagli gialli. Giocatori della squadra di casa, la squadra di Luca Castagna, sempre sotto 1-0 ma vicina a più riprese al gol del pari, soprattutto con la traversa clamorosa colpita da
Lucayan poco fa. Altri due importanti interventi poi di Thiago Perez, poi su William Rocha e Jorge Santos, in particolare prodigioso l'intervento sul mancino all'altezza del primo palo dello spagnolo ex Fortitudo Pomezia. Rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona quando siamo entrati da 11 secondi nel 12esimo del primo tempo, 8:45 ora al termine, all'intervallo al Pala GSM Heim. William Rocha, Juani Claro, ancora verso Ugas, ancora Rocha, proprio all'interno del cerchio di centrocampo. Jorge Santos con la suola molto bene verso William Rocha, resta poi a terra per un contatto fortuito, involontario, con colui che per il momento è il match winner della gara, David, che lo aiuta a rialzarsi il capitano aranciονero, il spagnolo. C'è un'intesa tra i due, tutto assolutamente involontario, e sportivamente George Lepadatu che va a riconsegnare, a restituire il pallone a Alessandro Mazzoni, che ha già fatto ripartire Juan Ignacio Claro sulla destra per Jacopo Ugas. Nuovamente lo scambio tra i due con una palla troppo lunga, troppo esterna da parte di Claro, sembrava anche in anticipo tra l'altro sul giocatore, sull'esterno, sul laterale sardo Marco Scigliano, entrato da poco sul parquet per i primi secondi della sua gara, il laterale classe 91. Lo scorso anno 6 reti con la maglia del Sampdoria Futsal, squadra avversaria dell'Olimpia Verona nel girone A di Serie A2. Una stagione vissuta a metà per lui, la 22-23, tra Feldi Eboli e Sampdoria Futsal, per lui che oltre che ex appunto Feldi e Samp è ex Napoli, Bisignano, Vitulano, Drugstore, Manfredonia e Pirossigeno Cosenza. Portuga, Juani Claro, ancora verso lo scambio con William Rocha, poi il tentativo nuovamente di dai e vai con Jacopo Ugas. Mancano 7 minuti e 49 secondi, sempre Olimpia Verona 0, Active Network 1. Olimpia Verona che sta cercando e ha sfiorato a più riprese il gol del pari, dopo essere andata sotto anche in modo un po' improvviso e sorprendente, nel senso che non c'erano state troppe avvisaglie. Al 6° minuto, per effetto della rete di Davi, un gran destro da fuori che ha sorpreso e lasciato senza scampo Mazzoni, che probabilmente non ha visto partire il tiro del numero 5 aranciονero. Juani Claro allarga sulla destra per Portuga, all'indietro per Ugas. Si è stretta la difesa in pressione, tra l'altro in zona offensiva dell'Active Network. Cerca comunque Portuga e Ugas di duettare a lungo per uscire appunto dalla prima linea di pressione viterbese. Il tentativo poi di Ugas di servire con un pallone scodellato sulla banda di sinistra del fronte offensivo giallo-blu per Portuga, scusate, Ugas verso Portuga, in anticipo Lepadatu con la testa. È proprio George Lepadatu che va a riguadagnare il proprio posto in panchina, lasciare spazio nuovamente a Riccardo Berti Lorenzi. Ugas che non riesce a superare Davi, ancora Davi, la palla allargata verso Scigliano con il piattone di Mancino di prima intenzione, poi Berti che va prima a saltare William Rocha, poi a cercare il destro verso la porta di Mazzoni. Berti che è stato invece il giocatore più vicino al raddoppio per l'Active Network. Subito dopo, un minuto dopo il vantaggio di Davi, colpendo un palo a Mazzoni battuto, un palo con un bel destro in diagonale rasoterra, non potentissimo, molto molto preciso e sfilato tra molte maglie, tra molte gambe davanti a Mazzoni, che è andato a stamparsi proprio sulla base del montante alla destra dell'estremo difensore giallo-blu. Mazzoni, il lancio verso Lucayan anticipato da Davi, palla che si impenna, controllata con la coscia da Ugas, che poi però va a servire troppo debolmente Portuga. Recupera poi molto bene però sulla medica, si lancia nuovamente Ugas con il destro, ignora a destra Portinari, a sinistra Lucayan, si lamenta, si arrabbia un po' in panchina Luca Castagno, un po' egoista qui il giocatore nativo di Cagliari, nato appunto a Cagliari nell'anno 1996. Occasione importante però per l'Olimpia Verona, diciamo dunque un palo per parte. Abbiamo descritto in precedenza quello di Berti Lorenzi e anche appunto la traversa clamorosa colta da Lucayan. Gran giocata di Portinari che va a saltare Igor e Scigliano, molto bravo il classe 2003 nativo di Arzignano. Bella giocata
sulla banda di destra del fronte offensivo giallo-blu, a cercare poi la conclusione sempre con il destro da posizione un po' defilata ma comunque potente e pericolosa, palla però che si spegne sull'esterno della rete. E quando dei minuti ne mancano 5,40 dunque il punteggio non si schioda dallo 0-1 firmato al sesto di questo primo tempo da Davi. Scigliano cerca il movimento dei compagni, va a scodellare sul lato di sinistra del fronte offensivo arancionero, poi un rimpallo tra Portuga e Riccardo Berti Lorenzi, pallone che dunque viene nuovamente restituito, diciamo, all'Olimpia Verona, e riguadagna la rimessa laterale. Jorge Santos gestisce il possesso dalla zona difensiva, dalla zona bassa del campo per quanto riguarda l'Olimpia Verona con Portuga. Luca Jan spalla alla porta, anche se appunto ancora nella metacampo difensiva si sviluppa dal basso la manovra della squadra di Luca Castagna. Portinari controlla bene, poi però perde il pallone sulla pressione di Scigliano, lo recupera nuovamente Luca Jan, la bestia che va verso il mago paulista Portuga, anticipato senza problemi però da Berti Lorenzi. Jorge Santos cerca di lanciarsi per andare in una delle sue tante sgroppate sempre difficili da leggere per le difese avversarie. Portuga che imbuca da Luca Jan, spalla alla porta, ancora Luca Jan cerca di girarsi, Luca Jan osserva il movimento dei compagni. Jorge Santos, un pallone fuori misura, il rimpallo però tra Scigliano e Jorge Santos favorisce il giocatore spagnolo dell'Olimpia Verona che gioca all'indietro per Mazzoni. Attenzione al colpo di testa di La Medica in anticipo su Thiago Perez. Sembravano non dover avere problemi i difensori nell'Active Network con Thiago Perez in anticipo su Portuga, ma anticipato a sua volta dall'intervento con la testa da parte di Giacomo La Medica. Jorge Santos in surplus ad affrontare Berti Lorenzi in diagonale con il mancino, è andato a toccare, a respingere Thiago Perez, e poi lo stesso Berti che allontana dalle parti di Mazzoni, che ha già fatto ripartire l'azione dell'Olimpia Verona che meriterebbe il pari. Attenzione a Luca Jan, anticipato da Igor, lo va poi a sgambettare, fa proseguire Biondo, fa proseguire anche Certa per il vantaggio, e poi Berti che cerca sul lato sinistro del campo La Medica con un pallone però troppo arretrato. La Medica segno 2 volte nella gara d'andata dello scorso 18 novembre alla palestra comunale di Orte. Nel frattempo è proprio Biondo che va a richiamare e a riportare alla calma Luca Jan e Igor, autori ancora di qualche vicendevole scaramuccia. Dicevamo La Medica a segno 2 volte nel 7-1 nello scorso 18 novembre, 2 reti di Oitomeia, 2 reti di La Medica e marcature singole anche di Berti, Curri e Scigliano. Inutile il gol della bandiera, diciamo, per l'Olimpia Verona, uno dei 3 stagionali realizzati da Dario Raffaele Giannattasio. Igor all'indietro per La Medica all'interno del cerchio di centrocampo, smista sulla destra per Scigliano che cerca di accentrarsi, anzi no, va poi sull'esterno, diciamo verso il destro, verso il piede debole. Luca Jan cercava di dettare, di indirizzarlo appunto sul destro, l'ha fatto in modo vincente, poi gli ha messo il pallone in fallo laterale. Portuga che va a toccare sul piede La Medica e viene anche ammonito il mago paulista. Portuga, classe 89 con la maglia numero 89, il primo ammonito del match, il giallo estratto da Certa che probabilmente ha punito il giocatore ex Ciampino Aniene anche per una protesta di troppo, per una sbracciata di troppo, l'ha mandato a quel paese dopo il fischio arbitrale dell'arbitro di Marsala, un gesto di stizza punito dall'arbitro, il secondo direttore di gara con il giallo. Soprattutto il precedente fallo ai danni di Giacomo La Medica punito, un calcio di punizione davvero insidioso, la posizione più che invitante è Davi a partire, l'attuale match winner qui al Pala GSM Heim. Parte proprio lui, allarga verso Riccardo Berti Lorenzi che calcia però alto con il destro da posizione davvero favorevole. Sfuma dunque un'importante occasione per l'Active Network. Può ripartire Alessandro Mazzoni con le mani. Hanno scambiato William Roccia e Claro, servendo poi Jorge Santos Rodriguez che cerca di disorientare con una serie di finte Caverzan, rientrato sul parquet. Ancora Luca Jan, si rinnova
L'ennesimo episodio del duello con Igor Fernando dos Santos, ne esce vincente il 17 nero-arancio. Il tocco poi dell'11 giallo-blu di William Roccia a mettere il pallone in fallo laterale. 3:24 al termine del primo tempo al Pala AGS Mannheim. Si prosegue sull'1-0 determinato al 6° minuto da David. Igor cerca lo scambio con, attenzione, la palla recuperata da Jorge Santos. Lucayan ci prova di prima intenzione con il destro sul suggerimento proprio di Jorge Santos. Aveva perso palla l'Active Network con l'errato disimpegno da parte di Marco Caverzan. Aveva recuperato palla Jorge Santos Rodriguez, bella palla dello spagnolo verso Lucayan, che con il destro di prima intenzione è andato però a calciare sul fondo. Aveva cercato il primo palo a cogliere in controtempo Thiago Perez, non ha dovuto intervenire l'estremo difensore ex, come detto in precedenza, Prato, Meta Catania e Sandro Abatabellino. Pallone che si è perso sul fondo. Juani Claro allarga sulla sinistra per Jorge Santos, che guadagna qualche metro, allarga poi nuovamente sulla destra con l'esterno verso William Roccia, cerca di scombinare la linea difensiva nero-arancio l'Olimpia Verona. La giocata cercata da Nardi e un tentativo di palleggio da parte del giocatore con la maglia numero 8, Federico Nardi, a segno in stagione 3 volte, l'ultima proprio nel turno infrasettimanale martedì al Pala Olgiata contro l'Olympus Roma, uno dei 4 gol dell'Olimpia Verona, la sconfitta 6-4 contro la capolista. È già dall'altra parte l'Active Network con Lepadatu che gioca verso Caverzan con la palla lunga. Attenzione a Caverzan davanti a Alessandro Mazzoni. Il bel pallone giocato in profondità da Curri proprio verso Caverzan, che però non è riuscito, era sfuggito alle spalle della difesa giallo-blu, non è riuscito però a coordinarsi un po' davanti a Mazzoni. Poi il fallo commesso da Nardi, e quando siamo entrati da 2 secondi nel 19° del primo tempo l'Olimpia Verona va a commettere il 5° fallo, e la sirena del Pala AGS Mannheim richiama appunto i giallo-blu, sottolinea la situazione falli per la squadra di Luca Castagna. Al prossimo si tratterà di tiro libero in favore della squadra di Massimiliano Monsignori. Curri verso Lepadatu, ancora Curri, si alza su di un'impressione Jorge Santos, l'imbucata verso Caverzan, su di lui questa volta è Juani Claro, ancora con la suola verso Lepadatu, bella palla, e il servizio di Lepadatu verso Curri, la deviazione di Juan Ignacio Claro, anzi di William Roccia, è decisiva alle spalle di Alessandro Mazzoni al 19° minuto. È 2-0 per l'Active Network, sfortunata l'Olimpia Verona. 1 minuto e 40 al termine del primo tempo, 2-0 della squadra di Massimiliano Monsignori, con la sfortunata autorete da parte di William Roccia sulla bella giocata da parte di Caverzan, che con la suola ha servito Lepadatu, che ha cercato il suggerimento sul secondo palo verso Curri, verso Giuseppe Curri, anticipato, diciamo meglio, intercettato il suo tocco dalla deviazione di William Roccia, deviazione però fatale per, andiamo a rivedere, la deviazione proprio del capitano giallo-blu, meglio del vice capitano, capitano Lucayan, del vice capitano giallo-blu, alle spalle di Mazzoni, appunto il portiere, l'estremo difensore giallo-blu, totalmente spiazzato dalla deviazione del numero 11. Nel frattempo ci prova Juan Ignacio Claro, che cerca di imbucare per Lucayan, si chiude bene la retroguardia ospite e allontana, concedendo solamente la rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona in zona d'attacco lato sinistro del fronte offensivo. 1:05, 65 secondi al termine della prima frazione di gioco. Il pallone poi allontanato, anticipato, il tentativo di conclusione di prima intenzione con il mancino Lucayan, diciamo l'autorete sfortunata di William Roccia. L'abbiamo potuto riapprezzare grazie al replay offertoci dalla regia curata dal nostro Filippo Piovesan. Recupera palla Igor, cerca l'ultima azione offensiva l'Active Network, palla verso la Medica che cerca dall'altra parte Poletto, anticipato da Mazzoni. Il tentativo di servizio, attenzione a William Roccia, era stato Curri a cercare William Roccia, non c'è fallo, attenzione,
a Ugas che ci prova con il destro, ha respinto, ha deviato in modo decisivo Igor. Si lamenta l'Active Network che chiedeva il fallo di William Roccia ai danni proprio di Curry. Nel frattempo viene ammonito per proteste proprio Thiago Perez, che si è lamentato vistosamente in modo un po' troppo veemente all'indirizzo di Mario Certa, e per protesta è stato ammonito. Secondo giallo della gara, entrambi per proteste, prima Portuga poi Thiago Perez, un giallo per parte, entrambi per proteste. E dunque ha rischiato molto William Roccia con la sua trattenuta ai danni di Curry, di Giuseppe Curry, che poteva costare il sesto fallo all'Olimpia Verona, che avrebbe dovuto fronteggiare un tiro libero. Juani Claro che gioca verso Jacopo Ugas, che controlla con qualche difficoltà, cerca poi di andarsene a Poletto, il rimpallo favorisce comunque l'Olimpia Verona. Luca Jan spalla alla porta, cerca di osservare il movimento dei compagni e di premiare, lo premia Juani Claro. L'ultimo tocco è di Caverzan, calcio d'angolo dunque in favore dell'Olimpia Verona, 8 secondi al termine. William Roccia con il destro, conclusione apprezzabile almeno nel tentativo, nelle intenzioni, ma difficilissima, e palla che si perde alta sulla traversa. Si esaurirà qui il primo tempo, fa morire il pallone, lo congela Igor. Nel frattempo un po' distratto il cronometrista Davide Plutino di Reggio Emilia, che non aveva fatto ripartire il cronometro, con le due squadre che non aspettavano altro che il suono della sirena, ma appunto il cronometrista si era un po' perso, aveva bloccato il cronometro sui 6 secondi, cronometro che ora invece viene riportato sullo 0. Suona la sirena al Pala AGS Heim di Verona. Olimpia Verona e Active Network vanno al riposo sul punteggio di 2-0 in favore della squadra di Massimiliano Monsignori. Le reti al sesto di Davì e al 19esimo autorete di William Roccia. A tra poco per la ripresa, sempre qui dal Pala AGS Heim su Futsal TV.
Bentornati dal Pala AGS Heim, dove Olimpia Verona e Active Network sono pronte a dare il via alla ripresa dopo il primo tempo conclusosi sul punteggio di 0-2, vantaggio 2-0 esterno per la squadra di Massimiliano Monsignori, risultato determinato dalla rete al 6° minuto di Trindagi Zemuner Davi e al 19° dall'autorete di William Roccia, che ha dunque portato al raddoppio della formazione viterbese, che con questi 3 punti, anche se è ancora presto per fare calcoli, si porterebbe a quota 29 punti in classifica, riavvicinando un pochino la zona playoff, al momento distante 8 punti dopo gli anticipi di ieri, dopo la vittoria dello Sporting Sala Consilina sul vittoria sul Ital Service Pesaro per 4-2. Olimpia Verona, che al momento conoscerebbe la 22esima sconfitta in 23 gare stagionali, rimarrebbe ancorata a quota 1. Primo tempo comunque divertente, non particolarmente emozionante nella primissima fase di gara. Il gol di Davi è stato arrivato nella prima vera conclusione verso la porta, a sorprendere Mazzoni con un bel destro da fuori potente e preciso, e poi dopo diverse occasioni da una parte e dall'altra, soprattutto un palo per parte, da una parte quello di Berti per l'Active Network e la traversa di Lucayan per l'Olimpia Verona, è arrivato la sfortunatissima autorete di William Roccia sul passaggio cercato da Lepadatu verso Curri per il 2-0, che al momento sta scritto sul tabellone del Pala AGS Heim. Si tratta della 23esima giornata, l'8avo di ritorno. Attenzione alla gran palla di Lucayan verso Portinari, palla leggermente troppo lunga, è potuto intervenire dunque Thiago Perez, che è uno dei 2 ammoniti della gara, uno per parte, entrambi per proteste, prima Portuga e poi appunto l'estremo difensore nero-arancio. Attenzione a Igor, campo di spazio, si destreggia molto bene, evita la scivolata di Portinari in un primo tempo, poi è molto bravo il 6 giallo-blu a rialzarsi e toccarle il pallone, a fermare dunque l'incedere del 17 brasiliano, che scambia ora con Giorgio Lepadatu. Ancora l'azione, l'iniziativa del numero 8, ancora Lepadatu che allarga sulla destra per Poletto, all'indietro da Scigliano. Igor, ancora Scigliano, lunga azione, lunga manovra da parte della squadra di Monsignori, ancora Poletto, spalla alla porta, ora all'indietro per Igor, all'interno del cerchio di centrocampo Poletto, che punta a Uaniclaro, si posiziona in appunto posizione spalla alla porta con un movimento, una specie di Veronica, un movimento molto particolare, stava affrontando e puntando occhi negli occhi Uaniclaro, si è girato con una Veronica per appunto posizionarsi spalla alla porta. Ancora in fase d'attacco e in fase di possesso la formazione nero-arancio viterbese. Scigliano allarga verso Igor, ancora l'ex Real San Giuseppe che gioca verso Scigliano, ancora Lepadatu che recupera il pallone, fatica l'Olimpia Verona a rientrare in possesso di palla, pressione vincente poi di Uaniclaro su Fabio Giuseppe Poletto, è l'ultimo a toccare a 18 minuti e 11 secondi dal termine del match, sotto di 2, l'Olimpia Verona torna in possesso palla con una rimessa laterale in zona difensiva. Lucayan cerca il movimento di Portinari, un pallone un po' troppo ottimista da parte del 10 del capitano giallo-blu verso Portinari, gli dà le indicazioni l'esperto, classe 83, uno dei più forti, più importanti giocatori, dei più rappresentativi del futsal mondiale. Ha giocato e ha militato in tutti i massimi campionati del mondo, Russia, Kazakistan, Spagna, Portogallo e ovviamente Italia. Ha cercato il tentativo verso Portinari, nel frattempo bella azione di Lepadatu, palla verso Scigliano che pensa al tiro con il mancino, poi ci ripensa, il scambio, attenzione con Igor, splendida manovra dell'Active Network, 3-0. Bellissima giocata prima di Lepadatu verso Scigliano, che aveva pensato al mancino verso i pali di Alessandro Mazzoni, ha cambiato idea, è tornato all'inizio da Igor, che poi è andato all'imbucata verso Fabio Poletto, ha ricevuto all'indietro proprio dal 15 ed è andato a calciare con il piattone sotto il corpo di Alessandro Mazzoni, a tu per tu non ha fallito e ha infilato al 3° minuto della ripresa il 3-0, realizzando il gol numero 10 della propria stagione. Tocca la doppia cifra il 4° giocatore
in doppia cifra per l'Active Network, oltre a Oitomeia a 13, Curri e Berti a 10, anche se per Riccardo Berti sono 12 in totale i gol, considerando anche i 2 in Coppa Italia. E dunque Igor Fernando Dos Santos, che va a realizzare il 10° gol della sua stagione, soprattutto il 3-0 al Pala GSM Eim. Ci prova poi Jorge Santos con un destro disinnescato da Thiago Perez, cerca di intensificare la propria azione d'attacco l'Olimpia Verona, che però nei primi 3 minuti della ripresa è parsa un po' troppo timida, un po' troppo rinunciataria. Non ha approcciato nel migliore dei modi la ripresa, soprattutto essendo in svantaggio di 2 gol. Ha offerto troppo campo, ha concesso troppo campo e troppo possesso all'Active Network, e al termine di una bella azione corale che ha coinvolto tutti i 4 giocatori di movimento in campo per Massimiliano Monsignori, Lepadatu, Scigliano, Igor e Poletto, è andata a realizzare il 3-0. Bellissima la manovra corale della squadra arancionera e la stoccata decisiva di Igor Fernando Dos Santos. E dunque l'ex Camedossone Real San Giuseppe va a firmare il 10° gol della sua stagione, nettamente migliorato il bottino rispetto allo scorso anno, 2 reti con il Real San Giuseppe. Recupera palla in zona d'attacco l'Olimpia Verona solo per un attimo con Ugas verso Jorge Santos, che poi però perde nuovamente il pallone sulla pressione di La Medica. Non è stato il 23 arancio-nero l'ultimo a toccare, è stato lo spagnolo 16 giallo-blu. L'ex Fortitudo Pomezia ha toccato il pallone per ultimo, e dunque rimessa dal fondo per Thiago Perez e per l'Active Network Davi, il giocatore che invece ha sbloccato la gara. Quel Pala GSM in bella giocata di La Medica verso Romano, che prova a puntare e a saltare con un doppio passo. William Roccia l'ha anticipato il giocatore giallo-blu, prova a ripartire l'Olimpia Verona con Jorge Santos, che ha guadagnato la metacampo offensiva dell'Olimpia, cerca poi lo spazio per andare alla conclusione, troppi tocchi forse per il 16, ora Ugas che allarga sulla destra per Juani Claro, ancora verso Jorge Santos, su di lui Davi, lo salta Jorge Santos, che poi però si allunga il pallone, se lo trascina in fallo laterale, e dunque la rimessa ora è in favore dell'Active Network. Si lamenta un po' Andrea Romano, il 7 ex Real Rieti, Colormax Pescara e Prato, alla 3ª stagione in arancio-nero. Ha chiesto, accerta il fallo in precedenza sul contatto con William Roccia, non è stato ovviamente dello stesso avviso. Andiamo velocemente a rileggere il terzetto arbitrale oggi al Pala GSM Eim. I 2 arbitri sono Biondo di Varese e Certa di Marsala, Plutino di Reggio Emilia al crono. Ugas, Portuga, appena rientrato, il lungo verso Jorge Santos, ancora Portuga che salta bene sull'interno. Berti si allunga però leggermente troppo il pallone, dunque può favorire l'intervento difensivo di Davi, che mette il pallone in fallo laterale proprio davanti alla panchina arancionera. Jorge Santos cerca all'interno dell'area di rigore Portuga, e lui a toccare la zampata, però termina sul fondo con Thiago Perez che non deve intervenire. Attenzione a Romano che prova ad andarsene, nuovamente un duello con Ugas, ancora Romano all'indietro per Davi. Applausi di Monsignori sulla giocata del suo numero 7, ancora il mancino all'indietro verso Davi, ancora il capitano arancionero. Lo scambio poi con Berti, bella palla sulla corsa di Romano, c'è stato il tocco con la mano di Jacopo Ugas, viene punito da Biondo e fischia dunque il primo fallo della ripresa quando mancano 15 minuti e 12 secondi al termine della gara. Il fallo di mano di Jacopo Ugas sul tentativo di lob, di pallonetto a scavalcare Mazzoni da parte di Andrea Romano. Bella palla in profondità a premiare lo scatto del 7 da parte di Riccardo Berti. E dunque sul tentativo di lob di Romano il fallo di mano di Ugas, calcio di punizione Davi che tocca verso Curri, ancora verso Romano, e il clamoroso autogol questa volta è di Jacopo Ugas, che va a mettere alle spalle di Mazzoni per la seconda autorete di giornata dell'Olimpia Verona e soprattutto per il 4-0 dell'Active Network. Bel movimento di palla da una parte all'altra del fronte offensivo arancio-nero da parte dell'Active Network, con la punizione battuta da Davi verso Curri, che ha allargato di prima verso Romano, di prima anche il mancino
verso la porta, attenzione, recupera palla Ugas, Ugas in diagonale con il destro a sorprendere nettamente Thiago Perez, a firmare immediatamente all'interno del sesto minuto della ripresa il 4-1. Accorcia l'Olimpia Verona, accorcia Jacopo Ugas. Settima rete stagionale da parte del laterale sardo, che firma dunque appunto la settima gioia stagionale dopo aver trovato una sfortunatissima autorete. Dicevamo appunto del tentativo, non avevamo nemmeno fatto in tempo a raccontare il gol del 4-0, che è già arrivato il gol dell'1-4 dell'Olimpia Verona. Dicevamo della bella giocata, del bello sviluppo. Attenzione a Portuga in diagonale, Portuga questa volta centrale, bravo però Thiago Perez a bloccarla lì, a tenerla lì con il piedone. E poi a rilanciare veloce Davi, che sorprende la difesa giallo-blu. Davi ha parato Mazzoni. Grande occasione per l'Active Network, con Davi che ha sfiorato la doppietta personale. Può ripartire, fase un po' convulsa della gara con tante ripartenze da una parte e dall'altra. Jorge Santos che punta anche negli occhi Romano, attende il ritorno di Portinari, che è rimasto un po' attardato perché si toccava il volto dolorante dopo un contatto poco fa. Prova la conclusione, respinta da Berti, resta in possesso di palla l'Olimpia Verona. Attenzione a Jorge Santos, sfrutta un blocco, Jorge Santos si lancia e c'è il fallo ai suoi danni di Andrea Romano. Punito l'intervento del 7, ammonito tra l'altro in questa occasione da parte di Certa. È stato il secondo arbitro della sezione di Marsala ad estrarre tutti e tre i cartellini gialli in questa gara, per proteste a Portuga e Thiago Perez nel primo tempo e per fallo, per intervento irregolare ad Andrea Romano, all'indirizzo di Andrea Romano del 7 arancione-nero, per questo fallo su Jorge Santos Rodriguez. Olimpia Verona che dopo lo 0-4 ha prontamente reagito, ha rischiato anche di subire l'1-5 poco fa con la bella parata di Mazzoni su Davi, ma si è portata subito appunto sul -3 con la rete di Jacopo Ugas, a riscattarsi subito dopo l'autorete. Sul tiro di Romano mi sento di attribuire a lui appunto la paternità dell'autogol. Sul calcio di punizione nel frattempo ci prova direttamente verso la porta Jorge Santos, con un destro che però va ad alzarsi sopra la traversa. Sua traiettoria sorvola la traversa della porta difesa da Thiago Perez, che ha già fatto ripartire i compagni con la medica Curri, anzi Berti e ancora la medica Davi. Berti cerca di far correre proprio Romano, esce senza problemi Mazzoni, che poi però va a scagliare il pallone direttamente dalla parte opposta del campo, direttamente da Thiago Perez. La medica allarga sulla sinistra per Berti, ancora verso la medica Davi. Romano, ancora Davi, appunto ha sfiorato poco fa la doppietta personale. Due autoreti dunque per l'Olimpia Verona, dopo quella di William Rocha nel primo tempo, anche quella di Jacopo Ugas. Attenzione alla palla poi giocata verso Romano, che tiene in campo il pallone molto bene. Romano si era andato via davvero in modo pregevolissimo a Portuga. È già di là l'Olimpia Verona con Portinari, che ha ricevuto da Lucayan, ha cercato di smistare, di premiare l'inserimento sul secondo palo di Jorge Santos. Ha intercettato e ha messo in fallo laterale proprio Davi, decisivo quindi da una parte e dall'altra del campo. Attenzione a Lucayan spalla alla porta, fermato da Romano prima e Davi poi. Era di Lucayan, mi sembrava, l'ultimo tocco del pallone. Non è di questo avviso biondo che indica come la rimessa laterale sia in favore dell'Olimpia Verona, proprio davanti alla panchina dell'Active Network. Jorge Santos verso Lucayan, anticipato questa volta da Igor. Può ripartire Riccardo Berti, Lorenzi che torna all'indietro da Igor, il lancio verso Davi con la spalla, con il petto, una via di mezzo verso Berti. L'ultimo tocco è proprio di Davi. Ammonito anche Trindagi Zemuner. Davi si sta un po' innervosendo la gara. È stato un contatto a palla persa probabilmente tra Davi e Jorge Santos, a palla ormai uscita dal campo ad azione sfumata. Un contatto a palla lontana con Biondo, che è andato a punire il comportamento non regolamentare da parte di Davi, classe 84, appunto il giocatore che ha sbloccato la gara qui al Palla GSM Heim nel corso del sesto minuto del primo tempo. Risultato che invece ora dice Olimpia Verona 1, Active Network 4. Le reti in questa ripresa a determinare appunto il +3 per l'Active Network di Igor e di Ugas autorete, poi Ugas rete nella porta giusta.
Igor all'indietro da La Medica, allarga sulla destra per Berti, di prima verso Igor, che ha cercato poi di far correre ancora il numero 11, ex Novacom Autopistoia tra le altre. Per lui esperienze anche con Atlante Grosseto, Acireale, Canottieri Belluno, CMB Matera e Prato. Per lui nativo di La Habana, Cuba. William Rocha all'indietro da Mazzoni direttamente, osserva la disposizione dei compagni, torna da William Rocha che va all'indietro da Portuga, è un po' in difficoltà l'Olimpia Verona in fase difensiva. Lucayan rischia un po' sulla pressione di Igor, difende poi il pallone, lo larga sulla destra, Portinari che controlla bene, gioca poi verso Portuga al cerchio del centrocampo, ancora Portuga che guadagna qualche metro, guadagna la metà campo offensiva. William Rocha, su di lui due uomini all'indietro da Portuga, non ci sono però compagni ora ben disposti per lui. L'ultimo tocco è di Igor, anzi no, è di Fabiano D'Oliveira Barreto, che si lamenta un po' con Portinari e Lucayan che sono andati lunghi dallo stesso lato del campo, non aveva nessuno sulla destra Portuga da poter servire, comunque è andato a perdere il pallone sulla pressione di Igor Fernando Dos Santos. È proprio il 17 aranciονero a giocare il pallone verso Curri, attenzione a La Medica, La Medica ha parato alla grande Mazzoni ad immolarsi, a difendere quantomeno l'1-4 per l'Olimpia Verona. Non torna a -4 la squadra di Luca Castagna. Bella giocata di La Medica sul lancio di Caverzan, proprio Caverzan ora a battere il calcio d'angolo, a servire le Padatu, tiro cross da parte dell'8 Giorgio Lepadatu, 5 gol lo scorso anno con la maglia della società viterbese. William Rocha serve Emanuele Fiore, primi minuti sul parquet anche per il numero 3 giallo-blu. Attenzione a Portuga verso Ugas che deve indietreggiare, perdere qualche metro per tornare in possesso del pallone. William Rocha, su di lui Lepadatu, l'11 all'indietro da Ugas, ancora sulla sinistra per Emanuele Fiore che cerca di disorientare con una serie di finte Caverzan, cerca di tenere il pallone Olimpia Verona, ancora Rocha in anticipo su di lui Lepadatu. L'ultimo tocco è proprio del numero 8 aranciονero, diciamo di Emanuele Fiore, per lui primi minuti sul parquet per il laterale classe 2002 nativo di Cosenza, cresciuto nella formazione calabrese di Serie B del Casali del Manco, arrivato a gennaio. Proprio Fiore in possesso palla, giocare subito all'indietro da William Rocha a Portuga, mentre da Ugas, ancora Portuga, Fiore, Rocha che scodella il pallone verso Ugas, non trova però il varco giusto l'Olimpia Verona. Arriviamo ora alla metà della ripresa, con l'Olimpia sempre sotto di 3 reti contro l'Active Network e un possesso palla che però fatica a guadagnare metri, a portarsi in zona pericolosa dalle parti di Thiago Perez per impensierirlo e trovare magari il gol del -2. Rientra nel frattempo sul parquet Giuseppe Curri al posto di Igor Fernando Dos Santos, entra il 10 per il 17. William Rocha ancora in possesso l'Olimpia Verona, cerca in ogni modo la squadra di Luca Castagna di guadagnare metri, di alzare il proprio baricentro. Ugas tiene il pallone, lo recupera poi Fiore con Portuga e William Rocha, ancora Fiore, fatica veramente l'Olimpia Verona e non ha troppi problemi l'Active Network a tenere distante l'Olimpia Verona dalla zona pericolosa del campo. E ora l'Active Network, la squadra di Monsignori, che va a guadagnare il pallone. Lepadatu, Caverzano, ancora Lepadatu, Poletto, va da Curri, tenta con il tacco di far correre sulla banda di destra proprio Caverzan, ha recuperato Portuga che poi ha perfezionato il disimpegno con l'aiuto di Fiore e Ugas. Claro, ancora verso Ugas, di nuovo dall'altra parte da Fiore, cerca ora l'Olimpia nuovamente, 9 minuti esatti al termine dell'incontro, fase un po' di studio, quantomeno di gioco che staziona a centrocampo. Ancora Lepadatu che cerca di involarsi, di superare di slancio Fiore, si allunga il pallone l'8 aranciονero. E dunque rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona quando da 9 secondi siamo entrati
dentro il 12° minuto della ripresa. Palla GSM Heim, Olimpia Verona 1, Active Network 4, 23esima, ottava di ritorno della Serie A New Energy, 23-24. Fiore, Claro, ancora Fiore, all'indietro da Jacopo Ugas. Claro, il tocco di Giuseppe Curri, l'ex Taranto calcio a 11 San Michele Pesaro, Color Max Pescara a mettere il pallone in fallo laterale, lui che è l'Active Network dal 2021, quindi questa è la sua terza stagione tra le fila della società viterbese. Claro, ecco l'ex di Ferlange che gioca verso l'altro neo arrivato della sessione di gennaio, con Ugas ora verso Claro, ancora l'argentino che scambia con il giocatore sardo, ancora verso Portuga che prima difende bene il pallone sulle pressioni delle Padatu, poi però se la allunga e può uscire Thiago Perez con le mani verso Curri che controlla bene, va poi a controllare il movimento dei compagni, va a servire Poletto, in anticipo su di lui Jacopo Ugas che viene poi toccato dal numero 15, non c'è giallo, c'è però fallo, scambio di un 5-3-2, rientra nel frattempo al posto di Fabiano D'Oliveira Barretto Portuga Federico Nardi. Rientra dunque sul parquet il numero 8 giallo-blu, e quest'anno è la prima esperienza nel calcio a 5 dopo una vita nel calcio a 11, seppur giovanissimo. Federico Nardi, classe 2001. Ugas, rimessa laterale per lui, mancano 7 minuti e 48 secondi, si è un po' esaurita però la spinta dell'Olimpia Verona che dopo un brutto approccio nel corso della ripresa, un brutto approccio nei primi minuti della ripresa con 2 reti subite per andare dunque dal -2 al -4, da 0-2 a 0-4, aveva trovato immediatamente l'1-4 con Ugas che aveva immediatamente riscattato l'autorete realizzata con il 7° gol stagionale, diventando dunque il miglior marcatore dell'Olimpia Verona in solitaria, staccando Jorge Santos Rodriguez che per il momento è fermo a quota 6. Poi però si è un po' esaurita appunto la spinta di Castagna con l'Active Network che negli ultimi minuti non sta assolutamente faticando nel tenere appunto la squadra di Luca Castagna lontana dalla zona pericolosa, lontana dalla porta di Thiago Perez. Recupera palla Curri che poi fa correre Poletto che cerca di restituirgli il pallone, si è alzato su di lui in pressione, ha messo in fallo laterale Emanuele Fiore. Rientra nel frattempo al posto di Ugas William Roccia, pronto a rientrare sul parquet anche Portinari. Attenzione a Poletto, spalla alla porta, Poletto ha un po' di spazio, cerca poi con la testa praticamente di nuotare sul parquet Juan Ignacio Claro che per non usare le mani ha cercato di intervenire con la testa in una azione veramente singolare, molto buffa. Con la testa sembrava quasi nuotare sul parquet del Pala GSM Heim, è riuscito comunque nel suo intento di evitare, di impedire a Poletto di andare alla conclusione verso la porta di Mazzoni senza usare le mani. Poletto ancora che scambia velocemente, Scigliano alza un pallone a campanile per andare all'indietro da Giorgio Lepadatu, ancora Scigliano, ancora Lepadatu, ora Poletto che guadagna qualche metro, su di lui impressione molto veemente, molto fisica. Claro, ancora regolare però non fischia nessuno dei due arbitri, né Biondo né Certa. Bella giocata, bel break offensivo da parte delle Padatu. Curri poi all'indietro, gioca benissimo il pallone della squadra viterbese. Attenzione però alla palla recuperata da Portinari, Portinari il fallo poi ai suoi danni di Lepadatu, sarà cartellino giallo all'indirizzo del numero 8 classe 96 che ha perso palla in zona pericolosa, si è potuto involare verso la porta di Thiago Perez Portinari che prima di andare alla conclusione con davanti a lui solo Scigliano, prima dell'estremo difensore aranciονero, è stato abbattuto alle spalle da Giorgio Lepadatu e dunque quarto cartellino giallo della gara per Giorgio Lepadatu. Cartellini gialli estratti nel primo tempo per proteste a Portuga e Thiago Perez, nella ripresa invece si è tratta, scusate, del quinto giallo, il quarto per l'Active Network, nella ripresa appunto a Romano, Davi e ora appunto a Lepadatu. Le ammonizioni, 6 minuti e 7 secondi, ultimi tentativi, ultime occasioni per l'Olimpia Verona di rientrare un po' più seriamente nel match per accorciare ulteriormente il divario che la separa dall'Active Network
sul punto di battuta Lucajan e Ugas, resta solo Lucajan che scambia velocemente. Lucajan aveva scambiato molto bene con Dario Raffaele Giannattasio, aveva saltato Thiago Perez, ma c'è stato il provvidenziale, decisivo e splendido intervento sulla linea da parte di un difensore arancioniero. Ancora Ugas verso Lucajan, Lucajan che scavalca Thiago Perez, ma il suo morbido pallonetto va a baciare la parte alta della traversa e a perdersi sul fondo. Grande occasione dell'Olimpia Verona, grande iniziativa e grande break di Jacopo Ugas che intercetta il pallone e va da Lucajan. Lucajan poi che controlla e supera Thiago Perez senza però trovare la fortuna, trovando anzi la seconda traversa consecutiva la seconda traversa della propria gara a livello personale. Rivediamo tutto con la regia offerta da Filippo Piovesan. Grande palla di Ugas verso Lucajan in scivolata, in condizioni di equilibrio precarie, ma comunque riuscendo a tenere la coordinazione e ad indirizzare verso la porta difesa da Thiago Perez, saltando l'estremo difensore arancioniero, ma trovando per la seconda volta nella sua partita la traversa colpita in pieno nel corso del primo tempo, in questo caso accarezzata la parte alta della trasversale. Attenzione alla palla messa dentro da William Roccia verso il secondo palo, verso Federico Nardi, anticipato da Scigliano. Due occasioni dunque importantissime, davvero invitanti per Lucajan Baptista, la bestia giallo-blu, che prima sugli sviluppi di una punizione con un bellissimo scambio con Dario Raffaele Giannattasio aveva saltato Thiago Perez, trovando una decisiva e provvidenziale respinta sulla linea di porta da parte di un difensore arancioniero. Poi è andato a superare nuovamente Thiago Perez, questa volta però è stata la traversa a negargli la gioia del sesto gol stagionale. Non c'è fallo di portiere, attenzione Portuga che salta Igor, Portuga fermato forse regolarmente, non c'è fallo né da una parte né dall'altra, riparte Scigliano su di un'impressione Portinari e poi l'ultimo a toccare, è rimasto a terra, se non vado errato, proprio Giuseppe Curri, come inquadrato dalle nostre telecamere. È rimasto a terra sulla pressione di Portinari. Si lamenta tutta l'Active Network. È rimasto a terra Curri che cercava di andare via in dribbling a Portinari. Portinari che poi aveva favorito il tentativo di break da parte di Portuga, e anche qui c'erano stati gli estremi forse di un fallo ai suoi danni da parte di Igor Fernando dos Santos. Nessun fallo né da una parte né dall'altra, è rimasto poi a terra Curri e ora il pallone sportivamente restituito da Portuga a Thiago Perez. Ripartita già l'Active Network con questa palla lunga proprio di Curri verso Scigliano, troppo lunga per il 12 ex Samp tra le altre. Pallone poi fuori misura da parte di Portinari a metà strada tra Portuga e William Roccia. 4 minuti e 25 secondi al termine del primo tempo, con un time out richiesto dalla panchina arancionero, dalla panchina di Massimiliano Monsignori, tecnico al secondo anno all'Active Network dopo un passato al Manfredonia. E dunque time out a 4 minuti e 25 secondi a 4 minuti e 25 secondi al termine della gara. Andiamo a dare già uno sguardo ai prossimi impegni delle due squadre con la 24esima giornata nona di ritorno, che vedrà l'Olimpia Verona impegnata al Palla Iacazzi di Aversa contro il Napoli Futsal venerdì 8 marzo alle 20:30. Invece alla palestra comunale di Orte sabato 9 alle 16 l'Active Network ospiterà il Piero Sigeno Cosenza per una partita davvero importante in ottica salvezza barra playout, e per la squadra di Monsignori le ultime occasioni per allontanare definitivamente appunto lo spauracchio playout e magari avvicinare ulteriormente la zona playoff, anche se al momento la squadra arancionero deve osservare e controllare prima di tutto alle proprie spalle. Terminato il time out al Pala GSM Heim, con Olimpia Verona e Active Network che tornano sul parquet, riguadagnano il proprio posto, i due quintetti sul parquet, per gli ultimi 4 minuti e 25 secondi di gara da vivere quasi tutti in un fiato, probabilmente tutti in un fiato, perché comunque rimane un
time out a disposizione di Luca Castagna. Questi ultimi minuti di gioco, il tentativo poi con il destro di prima da parte di Giuseppe Curri, che aveva ricevuto dal fallo laterale direttamente da Giacomo Lamedica. Sinistro che si perde sul fondo, un po' troppo strozzato, un po' schiacciato, diagonale sul fondo senza problemi per Mazzoni. Ha già recuperato l'Active Network con Scigliano e Igor che gestiscono questo possesso. Curri verso Lamedica, in anticipo William Roccia su Scigliano, all'indietro da Mazzoni, lancio lungo verso Lucayan che stava per superare, per sopravanzare Igor con un movimento a ricciolo a sorprendere il 17 in maglia bianco, arancio e nera. Non riesce però a controllare il pallone il 10 giallo-blu. Il lancio poi verso Igor che ha riguadagnato la metà campo offensiva, dentro verso Curri, su di lui in anticipo Jorge Santos e poi il tocco di Curri all'indietro verso Scigliano. Ammonizione anche per Jorge Santos Rodriguez che è stato anticipato dal 10 dell'Active Network e sullo slancio è andato a toccarlo da dietro in modo falloso. Cartellino giallo che ci può stare, scelta corretta a mio avviso da parte di Daniele Biondo di Varese, primo arbitro oggi, e dunque è il quinto fallo della ripresa, 2 per l'Olimpia Verona, 3 per l'Active Network, il sesto cartellino giallo della gara, il secondo per l'Olimpia Verona dopo quello all'indirizzo di Portuga. Nel frattempo c'è un rosso estratto verso un componente della panchina, verso il direttore generale dell'Olimpia Verona Mirko Renier. Dunque viene espulso e allontanato dalla panchina da parte di Biondo per proteste. Dicevamo dunque del sesto cartellino giallo della gara. Nel frattempo una bella conclusione da parte proprio di Curri con il destro, la posizione defilata a mettere un po' in difficoltà però Mazzoni che concede il corner. Dicevamo sesto giallo, dopo Portuga anche Jorge Santos, secondo ammonito dell'Olimpia Verona in questa gara. Ci prova poi Poletto in scivolata Lucayan a mettere in corner. 4 invece i cartellini gialli per la squadra di Monsignori: Thiago Perez, Andrea Romano, Davi e George Lepadatu. Il tentativo poi da fuori di Scigliano, ha respinto Portuga, ha poi perfezionato il disimpegno Fiore, si è allungato però poi il pallone William Roccia nel tentativo di saltare Trindagi e Zemuner. Davi, ancora Davi che gestisce il possesso all'indietro da Thiago Perez. Ultimi 3 minuti e mezzo, 210 secondi da vivere quel Pala GSM. Portuga, Olimpia Verona che cerca di rientrare nella gara. Bello il break da parte di Emanuele Fiore che però perde troppo tempo, non va di prima da Lucayan, si allunga poi il pallone e Scigliano guadagna una posizione di vantaggio, protegge la rimessa laterale in favore dell'Active Network. Curri, il lancio lungo verso Poletto che controlla molto bene, si destreggia bene, allarga poi verso Davi, all'indietro da Curri, ancora Scigliano che scavalca la difesa giallo-blu, ma da quelle parti c'è solo Lucayan, all'indietro da Mazzoni. Su di un'impressione Curri rischia molto il portiere giallo-blu che poi è costretto ad allontanare in fallo laterale, a mettere in fallo laterale, concedere quantomeno la rimessa all'Active Network che resta dunque in zona d'attacco. Buona la pressione di Giuseppe Curri, l'ex Pesaro, Color Max Pescara e San Michele per restare alle sue esperienze nel futsal. Thiago Perez, ecco invece l'ex Sandro Abate Avellino che lancia lungo verso Poletto, scavalcato dal pallone, scavalcato anche Mazzoni che controlla il pallone uscire in fallo di fondo, un rinvio poi battuto, pronto ad entrare sul parquet in qualità di portiere di movimento Dario Raffaele Giannattasio. Cambia idea però Luca Castagna che preferisce restare con un quintetto normale, standard, senza sfruttare il power play per il momento. 2 minuti e mezzo, 150 secondi, Portuga, palla sul mancino, il tocco di Lamedica che non riesce poi a perfezionare il recupero palla, concede il corner, 2:27, corner che batterà il mago giallo-blu, all'indietro da Fiore. Diversi minuti sul parquet per l'ex Casali del Manco in questa seconda metà di ripresa. Palla verso William Roccia, ancora Portuga, Portuga che guadagna la posizione di vantaggio sulla Medica, calcia verso Thiago Perez che però guadagna qualche metro e riesce a oscurare la visuale, a togliere luce per la conclusione del numero 89 giallo-blu che poi dalla rimessa laterale cerca di mettere dentro per
Lucayan, attenzione a Curri in diagonale da posizione defilatissima, diagonale troppo stretto che si perde sul fondo dalla parte opposta. Non è dovuto intervenire Mazzoni. 2 minuti e 1 secondo, 121 secondi separano l'Active Network dalla ottava vittoria stagionale, da quota 29 punti in classifica. Separano purtroppo l'Olimpia Verona invece dalla 22esima sconfitta in 23 gare. Jacopo Ugas cerca Lucayan, anticipato netto da Igor, che poi sparacchia fuori. Sparacchia proprio davanti alla panchina giallo-blu per una rimessa laterale in favore dell'Olimpia, già battuta da Ugas, che ha scambiato e ha ricevuto nuovamente da Fiore. William Roccia centralmente proprio da Fiore, che in scivolata, in allungo, cerca di servire Lucayan. Pallone fuori misura, rimessa laterale questa volta davanti alla panchina arancio-nero per la formazione arancio-nero, per Davi, giocatore che ha aperto le marcature oggi. La medica ancora Davi, ancora il capitano arancio-nero, classe 84. Palla troppo lunga per Romano, in anticipo Mazzoni che rischia poi un po' troppo. Roccia, serve Ugas, campo di spazio su di Davi. Ugas in diagonale con il mancino, conclusione sporcata prima da Davi e poi credo anche da Thiago Perez, conclusione che si perde sull'esterno della rete. Calcio d'angolo in favore dell'Olimpia Verona, 1:23 dal termine. Ultimi tentativi dell'Olimpia Verona, che prova quantomeno a rendere sempre meno pesante il passivo e le proporzioni, le dimensioni dell'ennesima sconfitta stagionale, diciamo la 22esima in 23 partite. Lucayan finta il tiro, poi va da Roccia, ancora Lucayan che lotta in mezzo a due, spinge regolarmente Romano, contro 3 Lucayan, molto bene da Roccia. Roccia in diagonale centrale per Thiago Perez, che controlla, o meglio respinge, non riesce a controllare, a bloccare, perché comunque la conclusione dell'11 giallo-blu, seppur centrale, era potente. È proprio William Roccia a battere il corner, ad andare dall'indietro da Ugas. Ci prova con il destro di prima intenzione da lontano. Palla che si perde alta, molto alta, sopra la trasversale della porta difesa da Thiago Perez. Buona la fuga di Poletto, che si destreggia in mezzo a due, in mezzo a Roccia e Ugas. Serve poi però leggermente, in modo leggermente impreciso, Giacomo La Medica. Non riesce a controllare l'ex Pesaro e Futsal Cobà. L'Active Network addirittura dal 19, quindi alla quinta stagione. Fallo poi di Fernando dos Santos su Lucayan. È il quarto fallo dell'Active Network, a 2 dalla concedere un tiro libero all'Olimpia Verona, che se mancano solo 52 secondi al termine della gara. Comunque qualche protesta da parte dell'Active Network, anzi no, è semplicemente Igor che chiede all'arbitro se sarà lui a fischiare per procedere alla battuta. Lucayan, unico giocatore giallo-blu sul punto di battuta, non ci sono dubbi che sarà lui ad andare a calciare, ben distanti gli altri componenti del quintetto giallo-blu, oltre a Mazzoni anche Fiore, Roccia e Ugas. Parte Lucayan che cerca di allargare verso Ugas, anticipato da Romano, che rischia un po' perché è già ammonito e va con un gesto di stizza a lamentarsi per la decisione di Certa di concedere la rimessa alla formazione giallo-blu. 45 secondi, Ugas cerca di accentrarsi, su di lui però il raddoppio La Medica gli toglie spazio. Ancora Ugas verso Lucayan, che controlla però male. Bella la giocata di Jacopo Ugas, un po' meno quella della bestia giallo-blu, e poi il lancio lungo giusto per alleggerire la pressione ed allontanare la minaccia da parte di Poletto. Mazzoni ha già battuto la rimessa dal fondo con Fiore e William Roccia a riguadagnare la metacampo offensiva. Ancora Fiore, ancora il giocatore con la maglia numero 11 da quello con la maglia numero 10. Lucayan spalla la porta con la sua lata verso Emanuele Fiore, centrale. Lucayan, 2 volte Thiago Perez. Lucayan che poi in caduta fa il contorsionista per evitare di toccare il pallone e salvaguardare quantomeno la rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona. Bella giocata da parte di Emanuele Fiore, 2 volte, prima su Fiore poi su Lucayan, a respingere Thiago Perez. E quindi il portiere al secondo anno in arancio-nero, ex Prato Metacatania, Sandro Abate-Avellino, classe 90, è andato a salvare la propria porta per l'ennesima volta. Ha capitolato solo sul tentativo di Jacopo Ugas, che ci prova ancora a 12 secondi dal termine, anzi 10,
calcio d'angolo nuovamente per l'Olimpia Verona, fa buona guardia sul primo palo proprio il portiere con la maglia numero 20, Lucayan al volo, ancora Thiago Perez, ancora attento, ancora a non capitolare neanche a 8 secondi dalla fine sul +3 per la sua squadra, la squadra viterbese. William Roccia, Lucayan questa volta con una soluzione simile, volante al volo, però con il mancino, palla questa volta alta sopra la traversa della porta, appunto, ben difesa da Thiago Perez in questi ultimi minuti di gioco. In particolare finisce qui con il suono della sirena al Pala AGSM Heim, l'Active Network di Massimiliano Monsignori vince 4-1 sull'Olimpia Verona. Le reti nel corso del primo tempo, il vantaggio arancio-nero con Davì al sesto, il raddoppio con l'autorete di William Roccia al 19esimo, nella ripresa al terzo Igor per il 3-0, al quinto l'autorete di Jacopo Ugas per lo 0-4 e poi la rete della bandiera giallo-blu poco dopo, solamente una ventina di secondi più tardi, al sesto minuto, di Jacopo Ugas, appunto, che va parzialmente a riscattare l'autorete realizzata pochi secondi prima e fissa il risultato sul 4-1 finale. Sale a quota 29 punti l'Active Network, riavvicinando ulteriormente la zona playoff. Resta invece mestamente ancorata a quota 1 l'Olimpia Verona, andando a conoscere la 22esima sconfitta in 23 partite stagionali e restando ancorata appunto a quota 1 punto. Io ricordo i prossimi impegni delle due squadre, con l'Olimpia Verona al Pala Iacazzi di Aversa venerdì alle ore 20:30 e Active Network che invece alla palestra comunale di Orte ospiterà la Pirossigeno Cosenza. Si tratterà della 24esima giornata, nona di ritorno di questa splendida, sempre più avvincente Serie A New Energy 2023-2024. Io ringrazio FP Video Production e Filippo Piovesan per la regia, Luca Boldrin e Alessandro Zamboni quest'oggi per le riprese. Un saluto e un ringraziamento per l'attenzione. A risentirci con i prossimi appuntamenti di Calcio a 5 su Futsal TV da Giacomo Mozza.